Un sondaggio di Local Area Network su un campione di 500 bassanesi realizzato la scorsa settimana ha chiesto ai cittadini di chi sia la colpa dei ritardi per i lavori del Ponte degli Alpini. Questo proprio ora che i restauri sembrano avere preso un ritmo finalmente, diciamo così, veneto. Secondo i bassanesi dunque la colpa dei ritardi sarebbe ascrivibile al comune per poco più del 32% degli intervistati, il che significa che circa il 70% dei bassanesi non ritengono l'amministrazione comunale colpevole dei mesi di ritardo che hanno di fatto paralizzato il cantiere sul Brenta. Ma di chi sarebbe la colpa quindi? Secondo il sondaggio, la ditta appaltatrice precedente avrebbe gran parte della colpa per il 34,6% del campione. Poi per il 29,2% dei cittadini il responsabile in senso più generico è la burocrazia. Infine un 3,5% vede nelle decisioni del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, il maggior colpevole dei ritardi, ma come si può intuire dalla piccola cifra si tratta evidentemente di una porzione di cittadini molto informata. Riguardo alle vicende delle grandi opere bassanesi, infine c'è da segnalare che ben il 92% dei residenti vedrebbe con favore la conversione dell'edificio vuoto del nuovo tribunale in un grande centro servizi per i cittadini, non credendo quindi alla possibilità di spuntarla con il governo per un ritorno del tribunale stesso a Bassano.